Buonasera a tutti amici da Napoli l'87. Ciao ragazzi, bentornati a tutti quanti. Ciao Giada, saluto. Come stai? Sempre Forza Napoli, te la saluto Sara, te la saluto. Buonasera Rino, mamma mia, grande Rino. Siamo tornati per il nostro Napoli, ma che cazzo è Vodafone? Perché fa così? Mamma mia. Rimma salvata, zona, mosca su cazzo subito. Buonasera a tutti, grande Rino, grande Giada. Giada resta con noi che ci porti fortuna stasera, va. Dettaglio Giorgi, andiamo a vedere gli assist di Kvaratskhelia per Osimhen, che sono 6 assist in 15 passaggi. Di fatto la media per questa parte praticamente quasi un gol ogni 2 passaggi di Kvara a Osimhen, e questo è davvero un numero straordinario. E va bene, rivedremo in campo. Adesso andiamo ad ascoltare altre voci, quella di Mario Rui che torna titolare dopo la partita di Francoforte. Buonasera Ian, buonasera carissima. E Forza Napoli. Come stai? Buonasera Aldo, ciao amico, Forza Napoli. Vai Mario Rui, scassambolo pure stempola. Dimentichiamoci della partita dell'anno scorso. Vai Napoli, va. C'è sangue all'occhio. Quello sicuramente perché è il nostro modo di affrontare tutte le partite. Sono fuori casa, dunque mi toccherà seguire sul cell la partita per un po'. Quando rientro guardo sulla TV e così posso seguirti. Vai Rino, non ti preoccupare, goditi il posto dove sei. Quando vuoi, se dai un'occhiatina, comunque non ti preoccupare, tanto sei sempre presente, ti capisco. Vai, Forza Napoli, Rino, Forza Napoli. A Francoforte, le chiedo come ha pensato. Vai, Spalletto, scattiamo la capa. Grazie Ian, grazie mille. Grazie mille. Anche domani sera c'è una bellissima partita per la lotta Champions, Milan-Atalanta. Speriamo in una vittoria della tua Atalanta, dai, a Milano, anche se il Milan è una squadra difficile da battere a San Siro, però noi ce l'abbiamo fatta perché noi quest'anno siamo forti, non ce n'è per nessuno. Sempre Forza Napoli, sempre Rino, sempre solo Forza Napoli. Spalletto, vai che ci mangiamo. Ragazzi, invito come sempre a lasciare un like, a condividere la live e chi non è iscritto a iscrivervi al canale, attivando la campanella per restare aggiornati. In questi giorni, anche conseguentemente alla vittoria in Champions League, sono arrivati ancora più complimenti. Siamo troppo forti, complimenti ci hanno fa sempre. In questi giorni, negli occhi dei suoi giocatori, ha visto la stessa cazzimma che aveva chiesto e di cui aveva parlato a Francoforte. Ma sì, ormai hanno quella faccia lì, hanno tutti la maschera di Osimhen, perché non si può modificare niente. Ad esempio oggi giochiamo contro quelli che per 2 volte hanno rimontato nelle ultime partite dallo 0-2 al 2-2. Giochiamo contro quelli che hanno vinto 4 partite fa a Milano, giochiamo contro quelli che corrono 100 minuti perché loro corrono 100 minuti, contro quelli che l'anno scorso in 7 minuti ci hanno ribaltato dal gol. E noi abbiamo 2 opzioni oggi: o fare la partita che vogliamo o accontentarsi della partita che poi dobbiamo fare la partita che vogliamo, non accontentarci. Bravo Spalletto, così carico Napoli, spaccali la faccia. Sì, Giorgio, guarda, una cosa carina, perché i 2 terzini, soprattutto Mario Rui e Di Lorenzo, hanno aspettato qualche minuto per andare a fare la classica serie di tiri in porta. Questo per permettere ai vari Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia di poter tirare Kvaratskhelia, entrare in temperatura, diciamo così, per i 90 minuti. Una volta che non hanno fatto abbastanza, si sono uniti anche loro e poi ovviamente hanno tutti lasciato il campo.
feeling deve essere sempre quello giusto. Allora facciamo così, entriamo direttamente negli spogliatoi per anticiparvi questa... Ma quando si può portare la palla? Ci troviamo dopo le cronache e Calzamancini e Dario Marcolin di Empoli Napoli. A dopo. Scegli il migliore in campo. A fine partita, vota il tuo MVP da zona con be.it. Eccola che arriva. Basta brancolare nel buio. Passa Falsi, scegli il limite e metti un tetto al costo dell'energia. Eviti sorprese in bolletta e puoi tornare a goderti la luce. Con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa. Sì, ci hanno fatto capello, Rino. Meglio, no? Meglio il capello. Napoli, vai. Spacchiamo di la faccia all'Empoli. Queste pubblicità non c'è stato giocare, se vuoi. Tanto le muoversi. Grande Rino. Buonasera Piti. Milanista, benvenuto sul canale, ma lo scudetto quest'anno è vostro, ve lo meritate, bravi. Ora mi faccio una grattata per scaramanzia, anche se il Napoli sta meritando, come dici te, e grazie per i complimenti, amico mio, e benvenuto sul canale. Per seguire Napuliel, se vuoi iscriviti al canale, lascia un like, condividi questa live, mi farebbe molto piacere. Comunque già mi fa piacere che sei venuto qui a trovarci in live. Benvenuto amico mio. Aniello, buonasera e forza Napoli. Ciao Aniello, ciao fratello, sempre forza Napoli. Grattiamoci e Pallarum e Donnarumma e Capiglium. Vai Napoli, va. Bocca. Pazzo. Se pubblicità rompono le palle, non posso attivare l'audio perché se no mi bannano con le pubblicità. Tra poco comunque attivo l'audio. Quelli ci sono stasera. Ciao Andrea, buonasera e forza Napoli, amico mio, buonasera. Grande, ci porti sempre fortuna, quando esce rientra ci fa un gol il nostro Napoli. Rino ci dice ciao Andrea, grande. Buonasera Mario, buonasera, saluti dalla Svizzera. Grandissimo Mario, benvenuto sul canale Forza Napoli sempre. Bellissima la Svizzera, io e mia moglie vogliamo venirci in Svizzera a farci un giro, deve essere stupenda. Non so di che parte della Svizzera sei, ma io penso tutta la Svizzera deve essere molto molto bella. Niente, se non sei iscritto mi farebbe piacere che ti iscrivi al canale Mario, like e condividi la nostra live per essere più persone qui in live e divertirci tutti insieme, perché qua siamo una famiglia, non è un canale dedicato solo a me stesso, ma qua è per tutti noi, siamo tutti noi che si va avanti, si tira la carrozza insieme. Andrea Francesco stasera è tutto pettinato bene, è pronto per l'impresa. Grande Andrea. Amici, like e campanellina e condivisione. Grande Rino, in Svizzera si mangia il kebab, no, il kebab si mangia in Turchia, in India, questi posti qua, ma in Svizzera c'è la cioccolata, voglio che è buonissima, il latte, la cioccolata, mamma mia, che vuoi che fa la novi?
Svizzero? No, Novi. Ma non è Novi, se non mi sbaglio. C'è nato tipo di cioccolato. Comunque, pazzesca per la cioccolata, sicuramente la Svizzera. Ticino, Lugano. Allora sei qui vicino all'Italia proprio. La Svizzera italiana, praticamente. Bene, bene. Ma è bella tutta la Svizzera. Ecco, ci siamo per Empoli-Napoli. L'Empoli, formazione Empoli 4-3-1-2, Vicario, Parisi, Luperto, Ismaili, Ebuei, Marin, Henderson, As, Piccoli, Caputo e poi non ho letto l'altro, comunque che ce ne fosse. Il Napoli con il 4-3-3, Meret, Di Lorenzo, Ramani, Kim, Mario Rui, ritorna Mario Rui, Anghissalo, Botka, Zelinski, solito centrocampo, tridente solito con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. La solita formazione per il nostro Napoli contro il Francoforte. L'unico cambio è stato Mario Rui al posto di Olivera. Il kebab si mangia anche a Ponte Terra, sicuramente. Anche qua, bravo Rino, perché anche qua c'è il turco che me lo fa porro, che ma Andrea diceva, scusami Andrea, certo che i tedeschi erano proprio simpatici martedì sera. Perché proprio simpatici, ce l'hanno detto di cotte e di crude. Terroni, orgoglioso di essere terrone, la faccia a loro. E poi sono piato due palloni e a casa. Stasera segna Politano, segnate pure. Ma speriamo Andrea, speriamo. L'importante è vincere, poi chi segna. Giassirati, buonasera amico, buonasera e benvenuto in live. Forza Napoli, sempre Forza Napoli. Mi raccomando, Giass, vieni a fare il tifo per il Napoli, supportaci. Lo so che forse non sei tifoso del Napoli, però c'è l'inno della Serie A e poi cominciamo con la partita. Poi poi attivo l'audio. Vai Napoli, va! Forza Napoli, ragazzi! Hello Napoli, hello Giass. Pitti Svizzera, ci abito vicino, Alto Adige, ci vengo spesso, saluti. Grande Pitti, grande. Abiti comunque in Alto Adige, che è comunque bello, sei vicino lì alla Svizzera, vai, stai buono, stai messo bene. Anche io in Toscana non mi lamento, perché la Toscana è bellissima. Vai. Andiamo con la partita, volume alla partita. Amici l'arco e campanelline, Forza Napoli sempre. Andrea, che colore è la maglia del Napoli stasera? Bianca. Maglia bianca. Siamo troppo forti. Ragazzi, lasciate like, mi raccomando. Capitale, io vi ricordo, l'avete letta in sovraimpressione, l'iniziativa con DAZN che è al fianco della Serie A Team per sostenere la raccolta fondi dell'agenzia ONU per i rifugiati UNHCR a favore della popolazione ucraina, nonostante sia passato un anno dallo scoppio della guerra. Ovviamente il dolore e la sofferenza continuano per milioni di persone. Anche noi possiamo fare qualcosa, possiamo contribuire alla raccolta fondi donando 2 euro. Vai Kim. Lo stesso numero da telefono fisso per donare 5 o 10 euro. Allora, le due tattiche, Dario. Da una parte c'è un Empoli che in mezzo al campo, mancando Bandinelli, si mette con Henderson a fare il riferimento davanti alla difesa e soprattutto con Marina a fare la mezzala. Lo vedi tanto su Zelinski, dall'altra parte ovviamente si va avanti con il solito 4-3-3 e ti aspettavi praticamente zero riposo dopo Francoforte. No, pensavo ci fosse un piccolo. Secondo te Inter e Milan passano il turno in Champions? Per me sì, tutte e due, tutte e tre. Noi siamo, nemmeno ci nominiamo, però tutte e tre, ragazzi. Per me passano tutte le italiane. L'Empoli si dovrà adattare un po' a quello che è la fase offensiva del Napoli. L'Empoli dei talenti, ha sottolineato anche Spalletti, tanto non importa, Vicario, poi davanti c'è Tommaso Baldani. Grazie Jess, sempre Forza Napoli, Forza Cavara e Forza Napoli. Battere Empoli, è partita la partita, è cominciata la partita. Da 2 secondi andiamo a mettere il banner, eccolo qui. Vai. Di Lorenzo.
Vai Napoli, vai! Dopo un'azionissima congegnata anche da Kvaratskhelia che si è fatto sì parare un calcio di Vicario da tenere sott'occhio, a parte che il Napoli Giundoli c'ha sempre sott'occhio i giocatori dell'Empoli. Vai Osimhen, subito Osimhen. Più tifosi del Napoli ad Empoli che empolesi, come di solito siamo abituati. Il Napoli riempie tutti gli stadi quest'anno, tanti tifosi, tantissimi tifosi. Figuratevi, scusate, che io dovevo essere a Empoli stasera, dovevo andarci allo stadio, però ho avuto la sfortuna che i biglietti erano in mezz'ora, sono terminati tutti quanti, vi rendete conto? E non ce l'ho fatta. Allora abbassano poco, va. Napoli subito a provare a fare la voce grossa, a dimostrare di poter essere padrone del campo anche qui. Grazie Andrea comunque. Just guys in Napoli in Champions League o no? Il Napoli è in Champions League, sta facendo una grande Champions League. Just. Vai. Andrea, stasera ci dobbiamo vendicare, non pensiamo al vantaggio di 15 punti. Sono d'accordo con te Andrea. La partita dell'anno scorso persa al 93esimo, quando il 3-2, quella partita lì secondo me c'è qualcosa dietro, è stata venduta, non è normale perdere così, con quella papera di Meret, quella cazzata. Vabbè, pensiamo a oggi e pensiamo a questo Napoli. Napoliello, do you want learn some Georgian? Non sono Georgian, I am Italy, non sono Georgian. Piti, Napoliello, sei troppo simpatico, grazie Piti. Per gente come te quest'anno tutta l'Italia fa il tifo per voi, grazie di cuore amico mio, grazie di cuore. Forza Napoli, Milan e Inter in Europa. Milan e Inter in Europa, Milan, Inter e le altre squadre in Europa League come la Roma, in Conference come Lazio e Fiorentina, avanti tutte le italiane. Sarà impossibile trovare un albergo libero a Napoli tra qualche mese, sarà un casino, va prenotato prima perché sarà veramente tanto casino, ci sarà. Infatti io ho preso la tessera del tifoso, dovrei avere scusate, la precedenza per acquistare i biglietti, anche se io penso prima di me ci sono gli abbonati, però cerco di muovermi il prima possibile perché io non voglio mancare a quel giorno lì, lo devo portare per sempre con me e ci devo essere per forza. Intanto ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like e condividete la live con i vostri amici, parenti, chi vi pare, insomma, per essere più persone qui, una famiglia intera. Mi raccomando, non vi costa nulla, fatelo, voglio, forza Napoli, sempre. Intanto l'Empoli ci prova quando siamo al quarto minuto con Eboe, palla alta. Piti, non lo conosci bene, aspetta che si scalda la partita. Non lo conosci pure. Sono burdellare, ha la possibilità di portare palla fino alla zona delle panchine per poi cominciare l'azione. L'Empoli fa questa decisione, bella compatta in mezzo al campo. Rachmani, Di Lorenzo, si muove anche a Ghissa, e incontro Lobotka. Rachmani, Kim, di prima Mario Lui, rimane alto Kvaratskhelia, indicazioni di Spalletti, Faiosi, Kvaratskhelia, corto, Zielinski, chiusura di As, e poi chiede calma Ismaili che deve necessariamente rilanciare, Mario Lui, di tacco Lobotka, Zielinski in mezzo al campo, messo fuori posizione Anghissà, allora strappo di Marin, Anghissà, tripotente, ripresa del pallone. Un giocatore che sa fare tutto Anghissà perché è stato preso come giocatore di interdizione, ma gioca alto nella metà campo, recupera pallone, lo sempre presente in area. Osimhen. Vai Osimhen, vai! E calcio d'angolo, oh, ma che cazzo va? Vai vedere.
Oh, è angolo quelli, i morti del morto, la fanculo, arbitro e merda. Cerca di proporre, di dettare il passaggio in profondità. Il Sveglia è stato molto bravo perché non segue fino in fondo, non si copre la profondità. Solo 4.000, scusate, solo 4.000 abbonati, Andrea. Non sono loro il problema per i biglietti, ma il sistema. Mettono pochi biglietti in vendita, tanti ce l'hanno i tabaccai, i venditori. Sui siti ne mettono pochi, finiscono subito. Come è partito il Napoli? Abbiamo concesso quel tiro all'Empoli, ma ora li stiamo schiacciando, li stiamo mangiando. Via via lo facciamo. Vai Napoli che lo facciamo. Vai Di Lorenzo, magnati, calcio d'angolo. Grande pressione del Napoli, è calcio d'angolo. È calcio d'angolo, infatti. Parisi se l'è portata fuori. Di Lorenzo l'ha pressato e l'ha fatto portare il pallone fuori. Grande Napoli, così, magnativo. Pidi in Europa, Forza Milan e Napoli sempre. Quelle altre squadre non le conosco neanche. No, tutte, tranne una squadra, ma tutte. Però sempre solo Forza Napoli. Avanti tutte le altre squadre in Italia, ma solo una nel cuore, il Napoli, Forza Napoli sempre. Calcio d'angolo per il Napoli, siamo al sesto minuto e 45 secondi. Empoli 0, Napoli 0. Vicario esce con i pugni. Kvara ci prova, alto. Bravi, vai Napoli, bravi. No, 0-0, Jess, 0-0. Siamo al settimo minuto di gioco. Empoli 0, Napoli 0. Comunque lo vedi qui sotto che passa il risultato. Lo vedi? Sotto la riga azzurra c'è il risultato della partita. Poi piano piano migliorerò tutto. Scusate ragazzi, piano piano migliorerò tutto, metterò anche il cronometro della partita in modo che sapete il minutaggio. Piano piano si va avanti con tutto. Dopo questa partita, dice Andrea, si torna al Maradona per 3 partite consecutive. Mamma mia. Gesserati, I think Empoli is a lost dream in Serie A. What do you think Napoli? What do you think Napoli? Jess, non sono tanto in inglese, non lo parlo, difficile. Cioè, ci devo lavorare ancora. Se mi fai domande lunghe così è un macello. Piano piano. Pronto a battere Giovanni Di Lorenzo, anche lui ex di questa partita, 2 anni. A pensare che il Napoli dall'Empoli ha preso Mario Rui, Di Lorenzo, Zielinski, 3 giocatori importanti, titolari, no? L'Empoli ha dei giovani che fa crescere in modo importante. L'Empoli è diventato casa nostra praticamente. Il Napoli va a pescare tanti giocatori dall'Empoli. Poi qualcuno ha fatto schifo come Valdifiori, però di solito sono talenti che va a prendere il Napoli. Zielinski è diventato forte. Ora lasciamo perdere che in qualche anno è diventato un po' discontinuo, ma Mario Rui è cresciuto di prestazione. Di Lorenzo è diventato un signor giocatore. Ora attenzione perché c'è anche Vicario sotto gli occhi di Giuntoli. No, Jess, tranquillo. Non ti dispiacere. Hey chat, we are you, calma, spam, Forza Napoli. Forza Napoli, grande Jess, Forza Jess Rati. E Forza Napoli sempre. Bello, che scambio fra Zielinski e Kvara, eccolo Zelu. Bello. Magnamacino, vai Napoli. Palla per l'Empoli. Pallone per Piccoli, attenzione scambio. Baldanzi è Piccoli, anche Baldanzi è sotto gli occhi di Giuntoli, un altro giovane importante. Quando dico che l'Empoli caccia talenti importanti, il Napoli, Giuntoli guarda tutto, è una volpe il nostro dirigente.
2015 contro il Milan è un successo per 3-0 del San Paolo. Rafa Benitez in panchina contro il posto di Davide Lopez. Eppure torna da Vicario. Osimhen chiama alto Lozano, che però invece rimane un pochino più staccato e basso. Adesso accorcia su Parisi. Luperto, Henderson, come detto, play oggi davanti alla difesa. Liam Henderson, Baldanzi, Luperto, Parisi, Sadriano. Cerca di destreggiarsi con il tatto, in qualche modo ci riesce. Occhio ad As. Oh, non fa di raso. Penda totalmente. Finisce lontana dalla specchio della porta. Ha costruito molto bene l'Empoli questa azione, perché hanno giocato tutti a un tocco, due tocchi, per poi iniziare a sinistra e finire a destra, perché Aspi ha la possibilità di servire il terzino che viene in sovrapposizione o di andare a calciare col palo indietro, la palla si alza, però hanno accettato la pressione del Napoli, l'Empoli che cerca di sfruttare il 4 contro 3 in mezzo al campo. Io vi ricordo che avete la possibilità anche di gustarvi Empoli-Napoli attraverso Coca-Cola Super Match con i The Jackal, con la Jalapa Spend, con Alberto Liglia e con Nicola Secchi, per farvi anche due risate per questa partita secolese e quindi scanalare sulla nostra Napuriel did remember Kvara with kick against Juve. No. Kvara non andrà mai alla Juve, Kvara resta il nostro Napoli, non penso che andrà alla Juve. Kvara Scheria, vai Zenu. Bravi, che scambia. Mia, guarda la Mario Rui, Macci sul pallone, ti ha dato un pallone, mamma mia lo botka su tutti i palloni. Vai Mario. Oh, fallo! Oh, gomitata, fallo, giallo. Giallo, oh. Cazzo. Giallo per Asi. Oh, glielo devi dare, cazzo. Va bene che è stato involontario, ma non si tratta così, un frate. In questo caso stiamo guardando la disposizione tattica dell'Empoli, che fa una scelta. I due difensori centrali e il play vodka sono marcati, lasciano l'inizio dell'azione su Mario Rui e su Di Lorenzo, che però poi, come arrivano con i piedi sul centrocampo, scatta comunque la pressione. Regata palla all'Empoli, Ismaili Vicario, Kim. Mario Rui, vai, bravo, allarga, corri. Ah, ma che pallone è merda, Mario Rui. Non troppo esteticamente bene, diciamo così, a prendere questa palla, comunque efficace il suo intervento. Gioca l'Empoli, a perdere il pallone, lo bocca, Osimhen. Vai Lozano, vai come in Champions, vai Ciughi. Ti meriti il gol, ti meriti. Ma tu vai, mamma mia, oh sì. Ah cazzo, tutto grande zero. Allarga, bello. Bravi ragazzi, così, vai Napoli. Così Napoli, così, ti voglio così. Tre passi, no? Che gli attaccanti vanno subito in posizione sull'avversario per ripartire subito, allargare il gioco e trovare gli estremi, in questo caso Baschi, che ha fatto play con sovrapposizione di Mario Rui. Ale, Napoli, ale, Napoli, ale. Vai Kim. Ramani. Olivera, siamo al 14esimo minuto, Empoli 0, Napoli 0, ma il Napoli sta schiacciando letteralmente l'Empoli dopo un tiro verso la porta di As, grande Napoli. Per ora siamo solo a 14 minuti e il Napoli sta letteralmente schiacciando la squadra empolese. Dai che lo facciamo sto gol, dai. Di Lorenzo, quasi una mezzala ormai, il gioco di Luciano Spalletti, a volte anche un trequartista. Ma non fa segno Panagista, Rachman, Lobotka, si chiude bene l'Empoli, Kim, troppo rischioso, poi bella apertura, addosso a Di Lorenzo, dentro anche Lozano, cross per Osimhen, Luperto, sempre bene attento, concentrato in marcatura. Rachmani non fa ripartire l'Empoli, stava provando a ripartire in qualche modo con Piccoli. Ancora un palleggio, anche con i suoi difensori, Mario Rui, Kvaratskhelia, Mario Rui, quasi un incrocio tra Kvara e Zilinski.
Kim, Rachmani, Di Lorenzo, la solita pazienza del Napoli, fa circolare il pallone sul perimetro, Lozano adesso cambia i giri del motore e aumenta, I know gonna become footballer like Messi, like Kvara, like Maradona. Napoliel say Cactus Osimhen Pulse. Napoliel what to think which footballer in hate most and you? Grande, mi piace Kvara, mi piace Maradona, mi piace Messi. Anche a me piacciono, sono fenomeni, sono grandissimi giocatori, soprattutto i primi due. Messi e Maradona fuori classe, Kvara diventerà un fuori classe, già fatto vedere, è un fenomeno. Vai Kvara, eccolo. Bello. Vai Genù! Ehi! La Napoli! Adorete, grande Genù! Attenzione, pallone di Kvara, fenomenale per Zelinski e poi la torrete dell'Empoli. Vai Napoli, va! Sì, siamo forti! Siamo forti! Spalletto! Kvara vede proprio Zelinski. Mamma mia, che cross! Ma l'ha buttata dentro il difensore del Haas, centrocampista? Sì, Haas l'ha buttata, o Ismaili, autorete di Ismaili, grande apertura di Kvara, cross di Zelinski per Osimhen, ma ci pensa tutto Ismaili, grande, giochi per il Napoli. Vai Napoli, va! Napoli 1, Empoli 0, a quel di Empoli, autorete di Ismaili al 17esimo. Se c'è fuori gioco non c'è gol. Diciamo così, non è marcatura su di lui e quindi gol confermato 1-0 per il Napoli dopo neanche 20 minuti. Luca Marelli per aiutarci a spiegare un pochino meglio la dinamica dell'episodio. Luca, mamma non subito 1-0. Sognato voi la posizione di fuori gioco. Ismaili c'era la parte di investimenti, però non ha partecipato attivamente al gioco e pertanto rete assolutamente regolare. Se si mettono a fare pure l'autoreti ce la rendano facile la cosa. Già siamo forti di noi, se poi fanno pure l'autoreti ce danno proprio a Fippi, ci danno proprio a strada, per vincere la partita. forse l'ultima a toccare, allora l'Empoli si riaffaccia dalle parti di Pelé. Adesso l'Empoli deve cercare di alzare un po' il centro e andare a pensare il Napoli. Se prima aspettava in questo momento il vantaggio di 2-0, cercare di alzare un po' quello che è l'intensità sulla pressione dell'avversario, perché quando il Napoli fa girare palla anche se va in pressione c'è il rischio di essere saltato. Protomarin, la piazza sul secondo palo Meret, non si fila della presa, Lozano con il petto, addosso a Das, esce Lobotka, accompagna fuori Nicola Sass, vediamo che l'ultimo a toccare, giocatore svizzero dell'Empoli. Come aggiorna un risultato? Out. Abbiamo sottolineato tantissime volte. Autorete di Ismaili, come cazzo si scrive? Mamma mia, vicino del 0, grande Victor. Va bene. È troppo forte, Victor. La crea da solo ancora una volta, strappa la posizione. Ma dopo quando ha mancato il compagno all'interno, c'era Kvaratskhelia che però è rimasto largo, è stato obbligato a non calciare, non era più visuale. Da posizioni impossibili ci ha abituato. Segnare evidentemente sì, contro il Sassuolo, ma anche contro la Roma lì. No, è un giocatore che da quella posizione, perché è sempre quella la posizione da sede. Ruba palla Manin, la consegna Dassa. Henderson, molto stretti, molto corti, tre centrocampisti di Zanetti. Si aggiunge anche Baldanzi. E va come. C'è contrasto con Lozano, si lamenta con Euldi. Vince la palla, gira all'Empoli. Henderson, attenzione! Oh mamma mia, Henderson. Grande Meret, calcio d'angolo per l'Empoli, ci prova l'Empoli con Henderson da fuori. Bel tiro, grande Meret.
Andrea era uscito un attimo e come da copione abbiamo segnato. Grande Andrea, si porta fortuna rossa. Hanno dato a Osimhen il gol, no, l'autorete di Ismaili. Non l'ha toccata nemmeno Osimhen. Cross di Zelinski, ma cioè per Ismaili segna dall'assist di Zelinski. Ha fatto l'attaccante nostro. Oh, grande Meret. Vai Lozano, magnatino, vai Lozano, accelera, vai Giubi. Vai Osimhen. Mamma mia, troppo lungo, Ciunghi. A gestire questo pallone. Mario Rui. Prende un colpo da Henderson, si gioca anche qui per il vantaggio. Siamo al 21esimo, Empoli 0, Napoli 1, autorete di Ismaili. Grazie. Lobotka. Kim. Mario Rui. Kvaratskhelia. Mario Rui. Kvaratskhelia suona. Rui interno del piede. Oh, fallo! E chi è morto? La seconda volta. Giallo, cazzo. Prima di comitato, non c'entra mai. Fallo giallo. Forte, no? Sul portatore di palla in questo caso il Mario. Prima sta prendendo poi vanno a pensare quello che è il giocatore che dai tempi di gioco alla fare Spallette sono incazzate, fa buona si cazzate. Mario Rui qui a Empoli insieme peraltro a Zelinski, 70 presenze che sono fino ad agosto. Dai che domani il Bologna frega l'Inter. Speriamo. Intanto pensiamo a oggi per noi il Napoli, perché la partita siamo al 22esimo minuto, come dice Spalletti, guardiamo sta partita come i Fabre che tengono la mascherina e guardano solo annanzi, non guardano in dei lati. E anche noi dobbiamo guardare solo avanti, partita dopo partita, step dopo step, e poi si guarda la prossima partita. Non abbiamo ancora vinto, mancano ancora 70 minuti al recupero. Ragioniamo da persone che hanno il cervello. Ecco, bande Kim. Grande. Non hai esterni, ma l'esterno è lo spazio di attaccare. Qui è molto bravo ad attaccare proprio quello spazio e a trovarsi leggermente davanti a Mario Rui. È già la seconda volta che cerca di ingaggiare il duello con il giocatore del Napoli. E Bueri, vede spazio al Napoli. Rachmani. Con i piattoni, Osimhen, gira Ismaili, non lo tira giù secondo Airoldi. Quindi così di un altro avviso. Satriano, spara la porta, si appoggia. Non lo fa grossare. Alla filtrante. Coreano, numero 3, è fuori. Kim porta il numero futuro, il numero che piace a noi. Kim. Non si passa. Non si passa. Questi 9 gol consecutivi per non c'era nessuno, Osimhen l'ha lasciato andare, pensavo c'era qualcuno dietro, ma non c'era nessuno. Palla all'Empoli. Ismaili. Marin. Ancora per Ismaili. Diventa quasi una difesa a 3 quella dell'Empoli. In fase di possesso con Henderson. Vai Osimhen, vai Magnatino, vai Victor. Mamma mia Victor, oh è fallo. È la terza volta. Difficile domare, difficile contenere e nonostante le deve potresti pensare che fa fatica e invece arriva prima degli altri. È stato anticipato in area da Ismaili ed è la prima autorete di cui beneficia il Napoli in stagione. L'ultima volta era successo 650 giorni fa, il 16 maggio 2021, con Fiorentina-Napoli, finito 0-2 con l'autogol di Venuti. Adesso punizione per il Napoli. Conta i metri e Oldi, sempre i soliti due a battere per
Luciano Spalletti. Potrebbe cercare anche con Ballazzi uno contro uno, no? Quando non hai il difensore davanti, però poi alla fine siamo disposti di una linea a 7. Matteo Rui, tagliato in mezzo, non trova la testa né di Lorenzo né di Osimhen. Un tocco del giocatore dell'Empoli, come rimane comunque lì, pressione offensiva il Napoli. No, ci sono i 6 assist quest'anno, è uno dei migliori assist nel nostro campionato, mentre intanto il Napoli continua a dare molta pressione all'Empoli, a rimanere in zona offensiva. Fallo di Marin, punizione dall'altra parte sull'altro lato per la squadra di Luciano Spalletti. Osimhen è indemoniato, il prossimo anno deve restare a Napoli Aspetta, non voglio sentire voci di mercato. Ci sta che resta, io non penso che Laurentiis lo venda, almeno che non arriva una proposta irrinunciabile, se arrivano tanti soldi, 150 milioni, non penso lo tenga. Dipende da quanti soldi offrono al Napoli. Zelu, ancora Zelu, calcio d'angolo per il Napoli. Se arriva un'offerta importante, come fa a dire di no? Purtroppo nel calcio sono importanti questi qui, i soldi, se vuoi far crescere la squadra. Saremo a vedere, stiamo a vedere. Io spero che lo tiene Osimhen, perché è troppo fondamentale per il Napoli, però se arrivano 150 milioni. Bravo Kim, grande Napoli, mi stiamo schiacciando, dobbiamo fare il secondo, vai Napoli. L'ovazione che avete sentito per Zelinski che si è avvicinato allo spicchio più corposo Zelu. Napoli oggi al Castellani. Vai Zelinski, calcio d'angolo, 28esimo, vai Napoli. Vai. Guarda. Mamma mia, Osimhen! 2-0 Napoli, Victor, ancora lui, ancora Osimhen! Ancora Osimhen! Sì, vai Napoli! E Napoliel fa vincere sempre un Napoli quando ci fa il live. Il senso del gioco si vede che va a recuperare questa palla, non c'è una vittoria del primo, più rapido, più veloce. 2-0 Napoli. 28esimo, Victor Osimhen, Victor Osimhen. Regolare, non andare troppo in dall'uovo. Vai Napoli! Mamma mia! Ottava partita di fila a segno, gol confermato, 2-0 per il Napoli, chi se non Victor Osimhen. E con questo gol diventa il secondo più giovane a segnare per 8 partite consecutive in Serie A dopo Roberto Buzzi con la maglia del Cagliari. Piti, purtroppo le vere bandiere nelle squadre non ci sono più. Che bei tempi, Maradona, Gullit, Ferrari e Baresi. Aniello di Sauro, è fortissimo il Napoli quest'anno, troppo forte un Napoli. Mamma mia. Brividi mi vengono, non mi stanco mai di te, forza Napoli a lei. Sembra che va Osimhen. Questa è come se uno chiamasse l'altro, non nella giocata, perché questa
l'unione ce l'hanno sempre molto forte. Come se ci fosse una calamita, no? Tra l'uno e l'altro, una sorta di telepatia calcistica, come si potrebbe dire. Zielinski, lascia scorrere Henderson a tamponarlo. Sì, credo ci avessero di Lorenzo. Sì, vuole tornare da questa parte, ma come se la costruzione deve partire da sinistra e non da destra, no? Come per fare questo giro palla e finire su Mario Rui. È vero che Osimhen ha segnato in tapin, diciamo così, no? Dopo l'ennesimo calcio d'angolo, ma il Napoli erano già un po' di minuti che Sono una macchina infernale, molti ci invidiano ma non lo ammetto. Sono d'accordo, Andrea. Aniello, Piti non ancora ce l'abbiamo la nostra bandiera Andanovic. Ah, voi ancora ce l'avete la vostra bandiera, però non gioca mai. Non gioca mai, però comunque sì, è una bandiera, sta per ora, sta confermando di essere una bandiera per ora. Grande Napoli! Ha già indirizzato la sua partita a Napoli, segnando 2 gol in neanche mezz'ora. Napoli prova a restare a contatto con la partita, Vittorio si tende con Sabriano. Non ti preoccupare, Empoli, che non la rifai la partita dell'anno scorso che perdevi e poi la ribaltati. Che quest'anno è tutta nato Napoli, quest'anno siamo forti, quest'anno non ce n'è per nessuno non ce n'è. Schiatto a capo a tutto quanto. Mario Rui per ricominciare, non un po' scomoda per chi, quindi fare mettere lì dietro. Meret, grande Meret. Di Lorenzo. Scalamarin, tocco del giocatore rumeno, ma ancora in fallo laterale. Il Napoli in questo momento può anche permettersi la gestione della palla, non per forza verticalizzare, ma anche iniziare da una parte, finire dall'altra, tornare indietro, cercare i centrocampisti, riniziare. Questa gestione comunque costringe l'Empoli a seguire quello che giro di palla del Napoli. La grandezza del Napoli, Dario, di quest'anno è anche sapere aspettare, no? Con grande pazienza, il momento giusto per azzarrare. Osimhen, Lozano, arriva ovviamente Osimhen dietro l'area. Vai. Lozano va da Kvara, gran tocco. Bravo Napoli. Mario Aquino, fratello, buonasera. Ciao Napu, quest'anno il Napoli facendo 50 punti. Vai Osimhen! Mamma mia, parata vicario! Che cazzo parata vicario! Oh, ma quanto è forte Vicario, che portiere! Bravo Osi, ma grande parata di Vicario in uscita. Anche un po' di culo ce l'ha, però è forte Vicario, è forte, bel portiere. Ascoltare il dialogo tra Mario Rui e Zielinski. Mario Rui e Zielinski dalla bandierina. Mamma mia, cazzo di traversa Ramani. Mamma mia. La pulita dopo la partita mangio kebab, no Anello, la pizza stasera. Pizza. Oh, anche sta scivola, perde palla. Fuori. Grande Napoli e facciamo... Osimhen quasi rimbalza a terra dopo il tentativo di stop col petto, stava prendendo forse anche un po' con il campo. Marin, libertà e regia, Baldanzi, Henderson, Lupetto, cerca soluzioni l'Empoli. Napoli però si è abbassato, adesso si alza in pressione Lobotka, non consente un passaggio pulito ad Henderson che deve avvicinarsi a Vicario.
che ha evitato il passaggio per Henderson perché Lobotka è lì, pronto ad azzannare. In Toscana è come quella di Napoli la pizza, ovviamente no, Aniello, però ci sono pizzaioli che la fanno buona, ci sono pizzaioli napoletani, ovviamente io vado sempre in pizzerie napoletane che ci sono anche qui in Toscana e sono buone, la fanno buona la pizza, però quella di Napoli è sempre più buona. Zielinski, si muovono tutti, anche Di Lorenzo, che ora fa quasi il centravanti, accoppiato allo Osimhen, deve rientrare, perché si è scalato da quella parte. Vai Anghissà, Magnatilla Anghissà, Lozano, vai Ciuchi, scambio con Anghissà, 36esimo, Empoli 0, Napoli 2, Lobotka per Mario Rui, vai Mario Rui che ti butta la fascia, Magnatilla Camara, vai Kviscia. C'è anche Assi in zona, che fa prendere il Giorgiano, Kvaratskhelia, Grande Napoli, vai Lobo, cambio di bello, Mario Rui, dentro, deviazione. grazie, bravi ragazzi, grande Napoli, grande Napoli. E c'è sempre Aschi all'interno per sfruttare quello che La traversa era di Kim comunque, sul calcio d'angolo. Poi. Non di testa ma di spalla, la giocata offensiva di Kim sulla traversa inferiore. Kim. Airoldi, Zielinski, caccia morbido. Vai, Lozano. Controllo di Lozano. Slalom, Lozano al cross, secondo palo. Mamma mia, Zelu. Mani con Zielinski, sombrero. A palleggiare, superando piccoli non ci riesce. Nostra, li stiamo ammazzando, qua giù. Ci stiamo vendicando, li stiamo schiattando. A livello di sviluppo, di dinamica diverso del campo, no? Nel giro di Non c'è partita. Le Napoli Ale, canta insieme a noi. Conquista la vittoria, conquistala per noi. Ale, Napoli Ale, lotta insieme a noi. Conquista la vittoria, conquistala per noi. il gioco l'attaccante nigeriano, ovviamente da lì non può mai sbagliare. Intapin più reattivo, metterla in porta alle spalle di Vicario, non marcato soprattutto né da Roberto né da Ismaili. Fare 2-0 per il Napoli, 19esimo gol, questa straordinaria, straripante Serie A per lui. Rilancia ancora per Osimhen, Vicario arriva prima. Penso che una semplice palla lanciata forte verso il patto offensivo con Osimhen è una palla pericolosa perché i difensori Vai Lozano. se la fa ribalzare arriva lui ed è sempre un'apprensione. Così come in apprensione costante l'Empoli anche quando deve provare a girare il pallone con i suoi difensori, con il suo portiere, visto che a turno Bocca, Lozano, Osimhen, chissà, Kvaratskhelia fanno apprezzare altro. Ma sempre con un ordine. Henderson, viziosa questa palla per Mattias Adriano. Oggi prima da titolare per la sua spalla per Roberto Piccoli, la prima con l'Empoli, non la prima in questa Serie A. Era da ottobre, però era ancora un giocatore del Verona. Mario Rui, Zielinski. Vai Zelu, dalla, bella. Verso l'area Dawson. Vai Osi. Si valuterà la posizione, intanto Bagnetti che rimaneggio. Osimhen fuori, Kvaratskhelia accarezza il pallone. Vai fuori. Cerca il momento giusto per colpire. Kvaratskhelia, finta contro finta, pattina sul terreno, non perde però il pallone. E allora Osimhen, Anghissà Felo. Mamma mia che Napoli come giochiamo? Ma era fuori gioco. Lo chiamerò per mezz'ora, lo chiamo. C'era fuori gioco, però chiamalo prima, cazzo. Queste invece sono le indicazioni di Paolo Zanetti. Con l'occasione precedente per il Napoli, no gol, sembrava anche laico, abbastanza chiaro. Traversa e poi piede di Vicario fuori. Che ovviamente sarà anche un pochino preoccupata a livello difensivo perché Napoli sta arrivando un po' da tutte le parti, non creando grossissimi pericoli, diciamo così, ma con costanza. Calcio d'angolo o fuori? La destra deve mettere quando è
quello che riesce a costruire qualcosa di più. Parisi ma molto di quello contro uno, destra la buona occhio a Marin. Marin da fuori prende la difesa del Napoli, dai Napoli, c'è Luperto, sbaglia il rinvio, c'è Lobotka per Di Lorenzo, ancora per Lobotka. Rimane largo Kvaratskhelia. Anghissa. Mario Rui, Mario Rui. Kim, Kim. Ramani, Rachmani. Di Lorenzo, Lobotka, Lobotka. si gira su se stesso, non fa capire niente. Di Lorenzo, Di Lorenzo. bella per Mario Rui. Mario Rui. Kim, giriamo il pallone, li facciamo scimunino poco, come un biliardino, come un flipper. Kim. Di Lorenzo, Di vai Lorenzo. capitano. Lobotka, Orizzontale del Napoli. Lobotka. lancio lungo a cercare Kvara. È andato da lui. Bello. Scatto di Zelinski profondo. Kvara per Mario Rui, di prima. La tranquillità, la sfrontatezza con cui fa ogni giocata. Kvaratskhelia. Di Lorenzo. Cross teso primo palo Luperto. Stavolta ben messo. Di Lorenzo. Siamo forti, troppo forti. A livello di palleggio sì, e a livello di sensazioni generali. Non c'è partita, ragazzi, non c'è sta partita. Siamo troppo superiori, troppo forti. Individuale e collettivo. Questo Napoli è fortissimo. Guarda, Lo sa. Puntato Parisi, va sul destro del piede forte, cross, dove però Va bene, Ciucchi, va bene. prendono il pallone. Baldanzi, che qui si è visto poco, spinto alle Fallo. spalle da Di Lorenzo che lo contiene. Punizione per È stata la soluzione tattica, manca un Vodka e Di Lorenzo che senza uomo del nome esterno Napoli che va a chiudere nella zona centrale. Sarà contento in questo primo tempo del suo Napoli, Luciano Spalletti. Davide, La sensazione da Portogallo che intanto Baldanzi. calcia col destro, lo scudo di Kim sulla Kim. centrocampisti sta parlando tantissimo col proprio attaccante, non stop, perché tantissimo lavoro anche in fase di non possesso. e pure cross che parte. Andiamo in sa. Fuori, Ramani, fuori. Mani di controbalzo, quasi in drop requistico. Osimhen, partire da solo. Bravo, Victor. Sì, la traiettoria del pallone, trova però l'opposizione parte di un avversario, ora è messa con le mani già battute. O desperados, sta disperato. Vai, Kvara, subito. Fuori gioco di Kvaratskhelia, guarda questa che Napoli frequenta su. Fuori gioco Kvara. Era in fuori gioco. E dall'altro lato. Chiaro, no? Non serve, credo, la traduzione. Né per la prima né per la seconda parte. Meret. Di Lorenzo. Lozano. Vai, giù. Bravo, Zelinski. Fallo. Bravo Piotr che si prende la punizione. Giorgia Gariboni del coordinamento. Quello che mi piace del centrocampo del Napoli è che nessuno dei tre, forse più lo Vodka, ha la stessa posizione. Quando lo Vodka va incontro ai terzini, si alza Zelinski, si abbassa Anghissa. Questo fatto sposta sempre il centrocampo degli avversari. Anche se hanno la superiorità numerica, comunque si ritrovano i giocatori che gli arrivano un po' da tutte le parti. Spalletti prima Dario era arrabbiato con Kvaratskhelia perché non ha visto la linea, no? Si è arrabbiato molto. L'allenatore che cerca anche i dettagli, no? Sul 2-0, con pochissime giocate sbagliate oggi da Kvaratskhelia. Ma quando senti gli allenatori parlare della cura dei dettagli, questo è un dettaglio, sta attenti alla linea difensiva per poi essere partecipi all'azione. Se tu non sei attento e vai fuori gioco, vanifichi quello che è la costruzione del gioco della squadra. La famosa cura dei dettagli particolari. Baldanzi. Marin. Ass. Ismaili. Sentite Spalletti. Se vincete la prossima con la Lazio, lo sai cosa vuol dire? Ragiona. Anche se non si può dire per scaramanzia. Satriano, tacco, Baldanzi fuori tanto. Bravo, Zelu. Tanto alla
subito Mario Rui. Vai, guarda. Schelia, bello l'aggancio. Va bene. Anche i fenomeni sbagliano, va bene. L'Empoli viene fuori con il raddoppio su questa Vai, Lobo. la differenza perché si lascia quel controllo Anche sa. uomo che Fallo. Baldanzi, Henderson, in attesa Lobotka, anche Zielinski, deve rientrare a Nissa, Parisi, Satriano, cerca il inizio in questo finale di primo tempo l'Empoli, Parisi, cross, sporcato, Meret. questa palla perché c'erano 3 giocatori dell'Empoli a riempire quello che era l'area di rigore, ovvio che poi la scottatura favorisce. Ci siamo. Grande primo tempo del Napoli. È vero che ha preso questi 2 gol, però fondamentalmente ha trovato un po' più di coraggio per giocare nelle campane. Primo tempo dominato. Napoli meritatamente in vantaggio a doppia cifra di 2 gol. Autorete di Ismaili e gol di Victor Osimhen per il Napoli. Empoli 0, Napoli 2. In Serie A, premio spot e torniamo. Vai, pubblicità ragazzi, ci fermiamo un attimo per il merendino caffeino e ci vediamo per il secondo tempo. Forza Napoli sempre, vi aspetto sempre qui live. Non veniate a cuccà, non veniate a giro, ma tornate da Napoli per pariare. Dai, pausetta, mettiamo la pausetta caffettino napoletano.
Vicario battuto, che poi forse la tocca anche con il piede. poi andrà a sfumare. Empoli ci ha provato, anche se soltanto con 2-0, grande Napoli, ragazzi, primo tempo. i due attaccanti. Oggi gioca Buonasera Raffo, buonasera Walter Raffo, forza Napoli. Come stai, fratello? Come stai? Tutto bene? Buonasera fratellone mio, Antonio De Rosa. Antonio, come stai, fratello? Tutto a posto, amico mio? Buonasera a te, è sempre forza Napoli, sempre, amico mio, sempre. questo destro forte teso di Henderson. C'è stato lavoro, seppur poco, per Alex Meret. Eccolo qui il 2-0 come promesso, sempre dagli sviluppi di calcio piazzato. C'è Kvaratskhelia che calcia, Vicario le spinge troppo corto e troppo centrale dal 28esimo. È 2-0 per il Napoli con l'8ª partita di fila a segno in Serie A ed è il secondo più giovane a fare questa striscia consecutiva di gol in Serie A dopo Roberto Muzzi. Chiaramente se lascia tutto quello spazio a uno come Osimhen. Osimhen è devastante, non lo puoi lasciare un minimo spazio perché ti castiga. Come lo lasci un minimo buco ti castiga Osimhen, non ti perdona mai. Io ricordo che domani c'è un mega appuntamento su DAZN Manchester Newcastle. La prima finale in Inghilterra della stagione, quella di Carabao Cup. Mamma mia, Napoli! Manchester United che è eliminato. Ragazzi, un grande Napoli nel primo tempo. Autorete di Ismaili e Osimhen per noi. Si va avanti 2-0. Speriamo di fare anche un grande secondo tempo, ma ne sono convinto che il Napoli lo farà e per me la portiamo a casa anche oggi. Per ora non c'è stata partita. Ho fatto qualche tiro da fuori l'Empoli, ma niente di che. Troppo forti. Siamo troppo forti. E diranno che siamo anche fortunati in qualche episodio perché l'autorete di Ismaili spocca la partita e poi diventa più facile. È vero che qualche episodio ci può girare anche a favore quest'anno, è anche vero, però non si può mettere in dubbio la forza del Napoli, quanto è forte il Napoli. Non possono stare sempre i tifosi delle altre squadre a dire il Napoli è fortunato, perché questo Napoli è forte. Quando una squadra è forte se la cerca pure la fortuna ti viene dalla tua parte se sei forte, no? Di solito è così, il Napoli quest'anno è forte, abbiamo visto l'anno scorso il Milan che era forte, vinceva le partite anche con la fortuna, perché quando giochi bene la fortuna di solito va da chi gioca bene, no? Di solito è così, non sempre, ma quest'anno il Napoli non è che ha vinto le partite che ha vinto l'anno scorso il Milan, quest'anno il Napoli è forte ancora di più di quel Milan dell'anno scorso. Siamo troppo forti, ragazzi, perché non solo in Italia ma anche in Europa lo stiamo dimostrando. Siamo tanta roba questo Napoli. Dando ancora la pubblicità e poi si vede il secondo tempo, poi attivo il volume per il secondo tempo. Che pubblicità se non mi bannano, c'è la musica, rombo bippo, voglio. Vai Napoli, vai! Per voi il migliore in campo chi è stato, ragazzi? Secondo voi il migliore in campo? Voglio un commento nella chat con il migliore in campo da tutti quanti, da Aniello, da Mario, da Pisi, da Raffo, da Antonio, da tutti quanti. Andrea, Jess se c'è sempre. Tutti quanti, scrivetemi il migliore in campo nel primo tempo. Chi è stato, secondo voi? Il Napoli ha fatto 2 gol, un'autorete di Ismaili, il gol di Osimhen, vi voglio ricordare, la traversa di Kim,
Per voi chi è stato il migliore in campo del Napoli in questo primo tempo? Io non lo so, perché hanno giocato un po' tutti bene, però direi ancora una volta su quella fascia, perché vedo l'Empoli in difficoltà sulla destra. Io direi ancora una volta Lozano, Mi sta piacendo Lozano, non ha segnato, ma mi sta piacendo. Perché Lozano va sempre via, mette in difficoltà l'Empoli. Anche Mario Rui sta giocando bene, secondo me. Osimhen è devastante, ragazzi, segna sempre. Kim non fa passare nemmeno un Mushkill, nemmeno una mosca fa passare. Bene Meret sugli unici 2 tiri in porta, perché poi gli altri 2 che ha fatto l'Empoli sono andati in piccionaia. Sì, intanto si sta scaldando Ostigard, potrebbe entrare al posto di proprio o di Kim o di Ramani. Anche Dem si sta riscaldando, potrebbe entrare al posto di Lobot, che fa rifiatare un po' il nostro Iniesta, perché non può giocare sempre, perché ce ne sono ancora 14 partite più il quarto di finale di ritorno di Champions, l'ottavo di finale, scusate, di ritorno di Champions. Ci sono tante partite da giocare. È giusto che dà spazio anche a quelli che sono in banchina. Spalletti. Ditemi il migliore in campo di questo primo tempo e chi vorreste fare entrare nel secondo tempo, a chi e al posto di chi vorreste far uscire. Al fantacalcio ho messo Osimhen, me l'aspettavo che segnava oggi, l'ho messo pure capitano, che mi dovrebbe prendere pure il bonus. Grande Victor Osimhen. Grande Victor Osimhen. Intanto sta cominciando il secondo tempo, alziamo il volume. Ancora la pubblicità, un po' male, uno dice tutto cazzo la pubblicità. Fatica in generale in questa stagione, anche se nelle ultime 2 giornate di campionato ha segnato con 2 gol di attaccanti, anche se di fatto è stato sempre lo stesso, cioè cambiati. Oggi sta mancando molto l'imprevedibilità di uno come lui, soprattutto di davanti. Sì, perché comunque può dare quell'alternativa, ma sono state tutte azioni abbastanza normali, non c'è stato qualcuno che ha puntato il gol. L'unico è stato Baldanzi, che ha provato un Parigi, i 2 mancini, no, della squadra, che ha provato a creare qualcosa di diverso, andando nel 1 contro 1. Quella è il fatto di diversificare l'azione collettiva. Questo è l'Empoli del secondo tempo, che di fatto è anche l'Empoli del primo, con Vicario in porta, Ismaili Ruperto centrale, Parisi a sinistra e Buoi a destra, Henderson, Marin e As, con Henderson a fare il 2 davanti alla difesa, Baldanzi alle spalle di Satriano e Piccoli. Questo invece è il Napoli, non si regala la formazione tipo per Luciano Spalletti, anche se qui non ama questa definizione. Poi la realtà, la concretezza ci racconta che insomma questo Napoli ha una rosa molto lunga, che di fatto non c'è una vera e propria formazione tipo. Sono, diciamo così, gli uomini scelti maggiormente quest'anno da Spalletti, quelli che hanno maggiore minutaggio nelle gambe, con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia davanti, anche Salo, Botka e Zilinski a centrocampo, diretto ovviamente in porta di Lorenzo Rachmani, Kim e Mario Rui in difesa. Pronti a ripartire al Castellani?
2-0 per il Napoli, l'autogol di Ismaili per anticipare Osimhen, e poi il sigillo, il 19esimo quest'anno in campionato per Victor Osimhen, arrivata a quota 49 gol con il Napoli in 87 partite. Il strapotere di questo giocatore, quel numero di palla per lui, se non sbaglio, era appunto Cristiano Ronaldo, lui ha fatto in 8 gol di fila. Si riparte con il Napoli in possesso, l'ha già perso, Marin. Assar, si guarda attorno, Henderson, pescato tra le linee. Dovrebbe aver cambiato qualcosa, Zanetti. Henderson mezzala e Marin davanti alla difesa. Infatti Henderson si sgancia e si apre, Marin lo frega. Henderson prova a cambiare lato, deve impegnarsi Satriano, palla un po' scomoda. Mario Rui la difende, non riesce lo sgambetto secondo il secondo assistente per la giocata di Satriano che entra in area, ecco piccoli, viene murato letteralmente da Rachmani con palla in angolo, bello spunto però di Mattia Satriano. È stato bravissimo nello stretto a trovare questa giocata, a cercare forte sul primo palo il compagno che va a calciare, ma è schermato in questo caso da Rachmani, che è molto bravo a prendere la seconda palla, però non è partita fuori. Solido e concreto anche oggi Rachmani a schermare l'attaccante ex Atalanta, calcio d'angolo per l'Empoli, Luperto. Vai Napoli, riparti, vai Napoli. E allora si distende il Napoli con Lozano che punta Parisi, arriva Lo so Andrea che non sono ancora campioni. saltando nella sua area di Ma non perdiamo sto pallone, cazzo, così. Hanno fatto tutto bene tranne l'ultimo passaggio, si è armato molto Spalletti, anche dall'altra parte c'era Kvaratskhelia, però su queste palliative l'Empoli ha alzato un po' il baricentro, mossa tattica, quello che dicevi tu, Marin in cabina di regia, Henderson che è andato al centro-sinistro proprio quando giocava dentro, no? Per la posizione un pochino da interno. e ha nelle corde, nel DNA, diciamo così, anche i movimenti da trequartista. Sì, L'ha fatto anche l'anno scorso grande al solito. Se accompagniamo in colazione anche fiscalmente si capisce che può essere più importante dentro l'area di rigore. Vicario, non oltrepassa Chi mi merita il gol, sicuramente. Adriano. Mario qui. Vai Zelinski, vai, facciamo il terzo gol, chiudiamo sta partita in merda. Che stanno schiattando a capo, sta in potese. Vai, grande Mario. Anti così. Cambio di fronte. Cambio per Di Lorenzo, vai capitano. Avanza, avanza, saliamo, saliamo. Bravo Ciuchi. Di Lorenzo. Lo botta. Di Lorenzo. Kim. Kim. Mario Rui. Vai Zelinski, smarcati. Avanza in conduzione palla l'esterno portoghese. Poi Sali Zelinski, vai che vai. solito raddoppio. Grande Zelinski. Di Asta. Sì, Mario. da solo si affida a Mario Rui. Andiamo, dobbiamo fare il terzo gol. Andiamo ragazzi. Rachmani. In verticale. Non chissà. Siamo al 48esimo. Empoli 0, Napoli 2. Vai Lobo. Henderson a contrasto con Lobotka. Poi Marin e Baldazzi. Satriano. Sale l'Empoli. Vai Osimhen, Pieto, grande Victor. Vai Osimhen. Che vuole partire da solo. Bello per Kvara. Cambia lato. Kvaratskhelia. Affrontando Chegway. Tenta di aggirarlo da Georgiano. Kvaratskhelia. Zelinski. Anghissà! Che botta di Zambo. Anghissà vicino al 3-0. Grande azione del Napoli. Del Napoli è abbastanza, diciamo, sulle posizioni, come prende palla l'Empoli. Vai Napoli. Bravi ragazzi. Poi sulla tre quarti pescare la propria parte offensiva. È stato giocando più in verticale rispetto alla fine del primo tempo. Vediamo se avrà gli argomenti e le condizioni per andare a contestare questo 2-0 del Napoli come fece l'anno scorso e ribaltò la squadra di Spalletti con la doppietta di Andrea Pinamonti anche grazie ad un errore piuttosto evidente di Alex Meret, che però ha alzato il come la qualità delle sue parate, è l'elemento più impegnato, più impiegato quest'anno da Spalletti in campionato, ha giocato sempre ed è piano piano diventato sempre più una certezza. Per la seconda metà di Alex Meret, più pratico, più importante, più dentro il progetto e più portiere, diciamo, di riferimento di questa squadra che veramente si trova davanti anche una difesa elite, 15 gol presi in questo campionato, numeri che sono tra difesa e centrocampo attacco migliori di tutte le altre. Miglior attacco 58 gol fatti,
miglior difesa, 15 gol subiti, squadra Mamma che tira mia. di più, 58 gol fatti, 15 gol subiti. Tanta roba, pure i numeri lo dicono. Oltre che tutte le vittorie che stiamo facendo. Siamo alla 24esima giornata. 21 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Meraviglioso Napoli. Ancora non è finita la partita, ma ci siamo. Questo Napoli non può che non vincerla sta partita, visto il doppio vantaggio. Però dobbiamo farne un altro, ragazzi, un altro. Andrea, poi diranno che l'Empoli è scarso, però si dimenticano che ha vinto a San Siro. Ma la differenza è che il Napoli è forte. Il Napoli annulla le squadre. L'Empoli è una bella squadra e gioca a calcio. È il Napoli che sta annullando l'Empoli. Diamo i meriti al nostro Napoli che è troppo forte. Vai. Avere tanti piani, quindi non solo il piano B, caro Daniel Colin, ci dà un po' anche la dimensione, no? La misura di quanto è grande questo Napoli quest'anno. Io sono una definizione a un vestito per ogni occasione, no? Non si saprà trovare la via o a costruirsi la via sia per la fase offensiva che per la fase difensiva. Parizzi, bella giocata, Baldanzi, Piccoli, Rachmani non lo molla, aggressivo. Vai di sotto, lievela, bravo Kim. Chi è? Era Kim? No. Numero 5. E vuoi? Marin. La mano forse. Parisi, con l'opzione Henderson, accontentato, poi Henderson va davanti con una palla troppo larga per Roberto Piccoli, che pur impegnandosi non c'è arriva. Anche nel credo di Paolo Zanetti vede che questa è la sua squadra. Stiamo prendendo il 2-0, c'è poco da girare a palla, cerchiamo di andare verticale, far arrivare velocemente la palla alle punte, andare a prendere quello che è lo scarico e cercare di appoggiare con i terzini. Oh, Rino, grande Rino, 2-0 Rino, 2 pallone ammarato, 2 pulpetti ci ha ammarato, 2 pulpetti hanno pigliato, 2 pulpettoni, 2 pulpettoni. Sempre per 2-3 nel 12 marzo del 2017, sono 4 successi per l'Empoli e 4 pareggi. Mario Rui. Vai Zero. Che mette dopo opzione ancora Mario Rui. Vai Osimhen. Palla dello spazio per Osimhen, chiusura di Ismaili. Grande Mario Rui, vai allarga, subito. Anche lui, così come Di Lorenzo. Adesso prende Di Lorenzo per Anghissà. laterali in campo. Anghissà. Andiamo Napoli, vogliamo il terzo, vai. Mamma mia. Prende Lupetto. Parisi, Lozano in pressione regolare. Anghissà. Vai Ciuchi. Lozano con Ma se lo meritava Lozano il gol, se lo meritava, peccato. È andato largo di poco, peccato. Anghissà, mamma mia, Anghissà è cresciuto di prestazione un'altra volta, è tornato il Zambo con i suoi zamboni. Che pallone ha lasciato lì per Lozano. Peccato, è girato troppo il pallone, peccato. Napoli vicino al 3-0 con Ciuchi Lozano. Vai Ramani, vai. Bravo. Vai Ciuchi, mangiatelo. Contro Parisi, altro duello. Lozano lo affronta, Parisi lo aspetta. Bravo Ciuchi. Rachmani, bello. Anghissà, 2 tocchi, lo bocca. Mamma mia, come si gioca, mamma mia. Mamma mia. Vai Zelu. Mamma mia. O 3, voglio 3. Anghissà a stoppare, a controllare, a gestire, a governare, ad aspettare. Lozano, che è venuto 2 a Di Lorenzo che tanto rientra. Come si gioca, voglio il 3. Mamma mia. Fallo. Va bene ragazzi, va bene, proviamoci così. Vai che il terzo lo troviamo, così, bravi. L'ho vista pure una traversa, Kim l'ha presa.
Che fame che hanno, bravi ragazzi. Tengono troppo fame. Voglio pure loro, vogliono la pizza stasera. Bisogna riempire di più l'area. Sono d'accordo, Rino. Quella palla di Zelinski, Zelinski doveva provare a tirare o metterla per Osimhen. Io, dato che c'ero lì, provavo anche una bella Cassagna, provavo a tirare in porta. Piotr doveva provare lì, Zelinski. Vai, dillo. Va bene. È calcio d'angolo, però l'ha toccato. Bravo capitano. È angolo. Calcio d'angolo. Se visse con binocolo non mi arriva lontano che era calcio d'angolo. Se vedeva 3 anni lontano, 3 anni luce era calcio d'angolo. Mario Rui sul pallone, calcio d'angolo per il Napoli, 55esimo. Zelu per Mario Rui, scambiano i due. Kvara fuori. Mamma mia, murato dalla difesa dell'Empoli, Kvara Scheria. Sì, infatti Rino era angolo, si è visto che era angolo. Intanto per l'Empoli esce Piccoli, dovrebbe entrare Caputo, infatti entra Caputo, esce Henderson e entra Grassi, un ex Napoli, ce lo ricordiamo bene Grassi. Quell'anno maledetto che si acquistò Grassi e quell'altro, non mi ricordo come si chiama quell'altro, il terzino della Samp, non mi viene a mente. Juve penalizzata, Verona in B. Ma cosa vogliono di più dalla vita? Torna a fare il centro-sinistra, probabilmente o non gli è piaciuto Zanetti questo inizio di Marini in quella posizione oppure con un giocatore. Un Luciano, grande Luciano, un amaro Luciano, anzi un dolce Luciano, perché sei un grande spalletto, un bacio un po' paperato, un bacio la scucciata, un bacio. Fammi scherzare un po' la scuccetta, spalletto. Calcio d'angolo per il nostro Napoli. Quando siamo al 57esimo, Mario Rui e Zelinski sulla bandierina, dalla bandierina. Mario Rui e Zelinski. Vai. Mario Rui. Zelinski. Bravo, mettila in mezzo. Male, ma c'è Kim. Entra Kim. Kvara Kim, se la scambiano Kvara e Kim ancora. Scheria, la pallella lui per Di Lorenzo. Bravo Giorgiano, bravo Kvara. Però c'è Vicario che la prende e non ci sono pericoli per l'Empoli. Grande Anghissà, monumentale a Zambo Anghissà, grande partita. Dopo che impulso l'Empoli questo secondo tempo non è bastato però per preoccupare abbastanza la difesa. Un Luciano, amaro, un dolce Luciano, sono a sé. Vai, Ciuchi. Mamma mia. Napoli, va in Napoli. Magari a copertura, invece no, chissà che sulla linea di Osimhen ad attaccare quello spazio del T7. Sta praticamente ristagnando su quella bandierina in Napoli, sempre con Zelinski e Mario Rui. Quanti calcio d'angolo? Non le coppie in aria, perché se l'Empoli marca principalmente a zona. Vai, Zieluta la bandierina. Passa Mario Rui, cambia il schema del Napoli. Zelinski non ha trovato. Vai Lozano. Quello era l'obiettivo. Lozano, altra possibilità per il Napoli. Zelinski rientra. Bello. Gli dà l'opzione, va sul fondo, cross. Non c'è nessuno però. Bravo Kvara, t'ha magnato. Vai Kvara Scheria. Bello. Mario Rui, Anghissà. Scambio con Anghissà, ancora Mario Rui. Zelinski. Kvara Scheria. Mario Rui. Lobotka. Con in gestione il Napoli. Mario Rui, finta di traversone. Kvara Scheria. Anghissà. Prende campo largo Lozano. Esce Andrea, che arriva pure il terzo. Esce Andrea. Esci fratello.
e ci fai arrivare il terzo gol. Vai, che facciamo il terzo gol. Vai Lobo, girati su te stesso, falli a scipazzi. Grande Lobotka. Mamma mia! Osimhen! Mamma mia, Victor! Fuori gioco, ma che pallone aveva dato Lobotka! Ma che pallone gli aveva dato Lobotka, voglio. Peccato per il fuorigioco. Mamma mia Lobotka, che pallone aveva dato. Peccato. Forse di poco, ma c'è Di poco e c'è fuorigioco, sì. Di questo Colla che vabbè, ormai non stupisce più di uno come Osimhen, che anche cadendo, anche di quell'inno precario, riesce a mettere alle spalle di Vicario. Bravi. Per un bolille e vecchie, per un bolille nantecchia. Fuorigioco. Mannaggia. Tutti e due in linea, lasciare due centrali in linea contro Osimhen che ha una velocità diversa dagli altri. La cosa bella è vedere il Napoli come gestisce la velocità della partita, nel senso inizia il secondo tempo normale, torna una palleggiare per di colpo, 10 minuti fatti con un piede sull'acceleratore, cioè questo oscillare la velocità determina poi il risultato della partita. Un po' come è successo Dario anche nel primo tempo, no? Con l'1-2 del Napoli in pochi minuti. Quando determinano di accelerare e fanno qualcosa di più. Ha rubato palla irregolarmente, illegalmente Alberto Grassi al centrocampo, poi protesta e si becca il cartellino giallo. Sì, perché ha fatto questa corsa di incidente dall'arbitro che deve spiegazione, quindi il fallo si sa benissimo che quando tu guarda qui vediamo gli hanno una botta alla testa e comunque Zeschi per questa veemenza viene sanzionato dall'arbitro. Anche lui con qualche sassolino nelle scarpe, Alberto Grassi è un ex ma non ha mai giocato di fatto con il Napoli, ha preso per 8 milioni dall'Atalanta e poi rivenduto per più 7,5 al Parma un paio di anni dopo. Abbiamo scavallato l'ora di gioco nella 62esima, è sempre 2-0 per il Napoli. Una vittoria oggi volerebbe ancora di più, andrebbe a più 18 sull'Inter, premiata domani alle 12:30 contro il Bologna. Anghissà, Osimhen, dà respiro alla manovra e coinvolge Di Lorenzo. Lozano, aspetta forse un po' troppo, Parisi, prova a costringerlo Fallo! sull'esterno. Ciuchi, magnati, bravo, non mollare Ciuchi. Ma che cazzo, quella... Giallo così no, Ciuchi, dai. Che forse ha sbagliato la scelta, poi deve rimediare, ha commesso questa scorrettezza. E la partita con Spalletti la vediamo in questa posizione qua, perché comunque magari regalare il cartellino quando poi devi gestire la palla, guarda qui, rivediamo, no? Si va a spiegare che in questo caso Lozano con i guardarini. Palla un assist a Francoforte per Ervin Lozano, una gran partita, l'ennesima grande partita per il messicano. Anche in Champions League contro l'Eintracht. Oggi forse ha trovato un po' meno sfogo rispetto al solito, anche perché di fronte a un certo Fabiano Parisi. È bravo anche in fase difensiva, cioè non soltanto ad attaccare. Perché la statura, il piede velocino, Grande spallettone. cioè un po' come si dire le regole di Mario lui dei Parisi. Oggi è tornato dalla squalifica. Bravo Ramani. Nell'ultima. Beretto. Cacace. Pallone per Mario Rui. Siamo al 63esimo. Empoli 0, Napoli 2. Mario Rui lancio lungo a cercare Osimhen. Difesa dell'Empoli la butta fuori. Ismaili fuori. Rimessa laterale per il Napoli. A pochi metri dalla porta di Vicario. Vai Napoli, vai! Sotto la maratona dell'Empoli, Zelinski, Kim, Ramani, Di Lorenzo, Ramani, ancora Kim, lancio lungo a cercare sempre Osimhen. Vai Ciuchi, Parisi la tocca, ma c'è Ciuchi in pressione, Osimhen in pressione su Luperto,
Il Napoli riprende subito palla con Zelinski. Vai Napoli. Mario Rui. Cross in mezzo, Osimhen. Ma c'è la difesa a coprire tutto. Mamma mia, chissà. Sombrero sul giocatore dell'Empoli. Ancora Kim in copertura. Attenzione all'Empoli perché è scoperto il Napoli. Riparte l'Empoli, ma sbaglia tutto. Poi la riprende, ma c'è fallo, c'è punizione. Punizione per l'Empoli, mi sa. Un po' la testa, quindi c'è necessità di fermare il gioco. Mario Rui gli va addosso appunto per difendersi, allunga le braccia, nel caso entrambi ricevono un colpo l'uno dall'altro. Per Ciccio Caputo. Nulla di che, Caputo, non vai finto, Caputo, un Gagner. Fuori gioco di Osimhen ci sta, sì, di tanto. La giocata del suo compagno. Però Lobotka, che rimane la giocata di Lobotka, che cazzo di giocata ha fatto, ragazzi? Si è girato su se stesso, le ha fatte andare fuori tempo ai giocatori dell'Empoli e poi ha messo un pallone che Osimhen doveva solo segnare, lo ha fatto. Peccato che c'era fuori gioco, era un bel po' avanti. Però resta la giocata di un grande giocatore come Lobotka. Lavoro per il VAR, lavoro anche per Airoldi con l'offrire. Intanto sta andando al VAR a rivedere, mamma mia, il fallo di Mario Rui. Reazione, calcio. Calcione di Mario Rui a Caputo, nelle palle. Ci sta il rosso, mi sa per Mario Rui. Brutta reazione di Mario Rui. Rosso. Vediamo se viene punita la reazione di Mario Rui, segno del VAR, rosso in mano, spettolato a Mario Rui. Rosso a Mario Rui, sì, lo cacciano, ci sta ragazzi. Bisogna essere onesti, Mario Rui ce l'ha queste cose, si nervosisce su. Mario Rui ce l'ha queste cose, si è uscito qui. Manca ancora 20 minuti più recupero, una mezz'ora tutto, manca 25 minuti. Ingenuità di Mario Rui che lascia il Napoli in 10. Mancano 25 minuti, ragazzi. Dobbiamo fare il terzo gol. Stupidaggine di Mario Rui. Cazzata di Mario Rui. Bisogna evitarsi il cazzato. Mario Rui! Mario Rui! Lo chiami un matto, te levo capelle di Oscar. C'è una miseria. Ma te l'ha sfuzzato veramente, Lino. Ora l'Empoli ovviamente ci prova, fa un cambio offensivo, sì, centrocampista, fa entrare Stojanovic, butta dentro Stojanovic, Zanetti. È ovvio che l'Empoli ora ci prova e noi proprio lì dobbiamo cercare di fare 3-0 in contropiede. Vediamo come esce Buei dell'Empoli, entra Stojanovic. Quando siamo al 68esimo, vediamo Spalletti cosa si inventa e come sistema il Napoli con l'espulsione di Mario Rui. Io penso lascia solo Osimhen in avanti. Sicuramente Spalletti cambia qualcosa. Butterà dentro Olivera, penso. Olivera dentro e leva Kvaratskhelia. Sì, perché Spalletti ha appena visto dell'espulsione di Mario Rui, ha fatto di fatto preparare Olivera che è entrata poco insieme a Elmas, doveva entrare Politano, invece Politano si ferma un attimo ed entrerà Olivera. Olivera e Elmas, è giusto. Attenzione. Punizione, oh! E chi te buono? E c'era fallo, cazzo. Guarda là, oh, era fallo. Sabato e merda.
Io metterei dentro Olivera e toglierei Zelinski. Trato Stojanovic che Anche. ha più spinta nelle gambe per brillantezza, anche per caratteristiche. Però sicuramente Spalletti toglierà un giocatore offensivo e mette Olivera. Appunto Lozano. Però Elmas stesso ruolo più o meno. Mette un centrocampista Elmas, Olivera. Kvara, l'avevo detto che faceva uscire Kvara perché comunque doveva levare un giocatore offensivo in più. Ha messo Elmas e ha levato Kvara e comunque Olivera per Lozano che è un giocatore offensivo. Ma io lo sapevo perché comunque il Napoli deve restare sempre con la stessa formazione 4-4. A sto giro giocherà col 4-4-1 o 4-3-3 o 4-3-2. Capito? 4-3-2 può giocare anche, volendo. 4-3-1-1. Infatti ci sono andato vicino. Elmas dietro Osimhen dovrebbe stare. Rimane lo stesso centrocampo, Anghissalo, Botka, Zielinski, Elmas dietro Osimhen, è la solita difesa, cambia poco. Olivera prende il posto dell'espulso Mario Rui. La va a pareggiare mettendo Elmas alle spalle di Osimhen, quindi rombo per il Napoli contro il rombo dell'Empoli. Il 4-3-1-1. 4-3-1-1 per il Napoli. Andrea, Mario Rui, ma che combini? Non ti farei giocare per un mese. Vabbè ragazzi, il difetto di Mario Rui è quello che si nervosisce subito, deve migliorare sotto quell'aspetto lì. Poi per il resto ha fatto una stagione pazzesca, per come sta giocando non gli si può dire nulla a Mario Rui. Olivera sta crescendo partita dopo partita con il Napoli, l'abbiamo visto in Germania con il Francoforte, in Germania ha fatto un'ottima partita, sta dimostrando anche in Serie A che comunque ha valore il ragazzo, può fare sicuramente bene anche al posto di Mario Rui. È proprio il suo ruolo al posto di Mario Rui, può giocare benissimo anche il titolare Olivera, che comunque la qualità ce l'hanno tutte e due. Vai di Lorenzo, vai. Bravo Anghissà. Grande partita di Anghissà. Vai Osimhen. Palla sulla linea, accelera, decelera, quasi si ferma, adesso lavoro di suolo all'aperto. Nostra, vai Napoli, vogliamo il 3-0, vai Napoli. Che ha fatto Tudello faceva Lozano sulla linea con la linea in mano, non stava dentro l'area in questo momento. Buonasera Andrea Pecaro, buonasera. Dopo lo sputo con la monetina di Alemao, lo sputo con sentenza di Santorino. Chapeau. Di Lorenzo. Elmas. Un grande Napoli, siamo troppo forti. Andrea, troppo forti. Si prende anche l'angolo. Se vuoi lascia un like e condividi la live, mi farebbe molto piacere. Ma va, Senza Mario Rui, Zielinski. Ma questi rompono solo, lasciali parlare, Rino, tanto il Napoli è forte. Il Napoli sta strameritando sto campionato. C'hanno da chiacchierare, c'hanno da fare polemica. Hai capito? Non li considera, parla così, capito? Sono moscerini alla fine, gente. Questi che fanno i discorsi così. Comunque in 10 siamo più forti di loro, ugualmente in contropiede gli facciamo il terzo. Siamo troppo più forti, siamo più forti. Scattiamo a capo tutte le squadre e maciniamo come la carne ammacinata il facciamo. Vai Olivera. Di Lorenzo, ci ho sbagliato. Il 2 è di Lorenzo. Vai Anghissà. Aspetta palla Osimhen, il segno orizzontale, Elmas, destro-sinistro e passa. Ricomincerà Matteo Olivera. Infatti avremmo vinto lo stesso perché quella squadra di Maradona era fortissima. C'era uno squadrone, Bagna, Lemao, Renica, Ferrara, Maradona, Carnevale, Giordano, Careca, era uno squadrone, Garella. Sto Napoli qui è uno squadrone, Anghissalo, Botka, Zielinski,
Elmas, Osimhen, Elmas, Osimhen, Lozano, Kvaratskhelia, Kim, Ramani, siamo fortissimo, ma di cosa stiamo parlando? Sta sul sito, sta. Se a meno 30, infatti vatti a chiudere in Danafogno, va, che è meglio. sul versante sinistro del Napoli. Infatti, falli chiari. Stanno chiagnendo, perché si mette più forte, quelli brucia vedere il Napoli lassù. Il Napoli è forte, ragazzi, e dovete ammetterlo, non ne potete far meno. Il Napoli è forte, fa i fatti, vince le partite. Non è che il Napoli vince le partite tramite arbitro, tramite favori arbitrali, come fa una certa squadra. Le vince sul campo, meritandole, sudando la maglia, senza nessun favore. Non oltrepassa Lobotka, che assorbe la sua giocata e poi subisce anche fallo. Quante situazioni risolve Lobotka? Risolve almeno 1000 in fase offensiva e 1000 Il Milan ci ruba uno scudetto, lo so. Noi siamo ripresi nel 90. Sì, abbiamo vinto uno nell'87 e uno nel 90. E speriamo quest'anno sia l'anno, non voglio dire però dello svizzero, va dentro anche però siamo alla fine, un giocatore attaccante con caratteristiche diverse rispetto a Satriano. Quando decide di cambiare un pochino l'Empoli, in questo caso vuole una squadra più offensiva dei ruoli, meno gestione dei ruoli e più giocatori che possono guardare la vita campione avanti. Se ne non solo gol quest'anno Satriano, così come un gol ha da rimanere un gol Satriano. Ma quanto rosicano i Juventini, mamma mia, eppure vincano, no? C'hanno tanti campionati rubati, tanti trofei, la Champions non la vincano mai, e quest'anno vedono il Napoli lassù, mamma mia, come rosicano, schiattano il corpo e poi vincono con il Nantes, mamma mia, magia, ha fatto tripletto con Nantes, ha fatto tripletta con Nantes. Non è che ha fatto tripletta con Real Madrid, capito no? Con Napoli che ha fatto di magia, dov'era Di Magia con il Napoli? Ne ha fatto un cazzo Di Maria con il Napoli, ha fatto un gol, ha fatto tutto un blocco. Kvaratskhelia che ha fatto, Osimhen che ha fatto contro la Juve. Lazzerischi, fallo! Giallo. Adesso si comincia a giocare ogni 3 giorni e diventa difficile gestire le forze della squadra. Punizione per il Napoli, fallo per questa collisione con troppa foga, l'intervento di Emanuele Vignato. Si preparano Zielinski, Lissa, anche Elmas, mette lì il pallone, quest'anno ha già fatto 6 gol, Elmas, ultimo. Osimhen tutta la vita, ma poi Di Maria è esterno destro, il ruolo di Lozano e Politano. Sicuramente Di Maria è superiore a Lozano e Politano, però Lozano è giovane, Di Maria te la pensione, fanno altri 2 anni è finito Di Maria. È più forte, lo devo dire, Di Maria è più forte di Lozano, però è un giocatore che praticamente fra un paio d'anni se ne va in pensione. Per questo mi tengo i giocatori che tengo in questo momento. Poi come punto Osimhen è un marziano, è un mostro. Che Vlahovic. Ma non sa Vlahovic? Che sta facendo Vlahovic? C'hanno 2 attaccanti, 2 loro. Vlahovic e Milik non appaiono Osimhen. 2 di loro insieme non appaiono Osimhen. Vabbè, ma chi Di Maria l'anno che viene va in pensione. Vai Napoli. Che tambala la lempala, già 2-0. Sono disperati. Napoli che mi sembra più voglioso di tenere il possesso, no? Quasi di congelarlo, di far passare i minuti, di tenersi stretto questo 2-0. Vai, Policcio. Osimhen, scattato, vediamo i 6 posizioni regolari pure no, si
Era fuori gioco, ma lo sapeva pure Osimhen, lo sapeva. Su quella posizione sulla linea difensiva dell'Empoli, come una volta fuori gioco, ma si era costruito, vedi, è quasi in partenza più alto, quindi vediamo leggermente, però è bravo a trovare il tempo. L'unica cosa che secondo me lui deve fare per migliorare la sua posizione è correre sulla linea e poi partire, invece lui è già alto. Ecco, questo giocatore, questo carro armato, stavo per dire, questa macchina da gol è migliorabile. È difficile vedere che il Napoli Numeri impressionanti, c'è una media di 2-3 gol a partita, quindi è difficile anche trovare. Se siamo in fuori gioco, ma di poco. Ma è brava la difesa dell'Empoli, Rino, bisogna dirlo. Osimhen sta facendo una ottima partita pure oggi. Sul filo del fuorigioco, perché di poco era col braccio un po' avanti. Solo fa gol importanti e fisicamente devastanti, ma anche molto intelligenti. Vai, Elmas. Calcio là. Bravo Elif. Elmas, il diamante grezzo. Tanti uomini dentro la rigore. In questo momento se ti chiedessi se ti sei accorto che il Napoli non direi di no, perché come Spalletti ha rimescolato la squadra e ha rimesso Elmas sul play avversario, ma soprattutto bravo a essere vicino a Ali. 12 corner a 3 per il Napoli. Vai, mamma mia, Osimhen ci è andato di poco al gol, la sfiorata sul calcio là. Vai Olivera, va. Sì. Anche in uno in meno, li stiamo mettendo il palla in gamba. Mamma mia, che pallone! Osimhen! No, se l'è mangiato. Ho sbagliato. Capo Vicario, ma lì se l'è mangiato un po'. l'altruismo di Elmas, perché lì poteva anche andare a calciare. Elmas, Anghissà, petto, poi uno strano retropassaggio per Kim, poco efficace. Kim sul binario, Zilischi con la solita giocata, poi Scavetto a superare la linea di pressione di Bravo Zelu, che qualità! Bobo. Si abbassa sulla linea di centrocampisti. Mamma mia, lo botta! Elmas torna ad attaccare il Napoli con Elmas che la porta. Bello Osimhen. Profondo di Osimhen, deve difendersi da Roberto, poi anche appoggiarsi. Zielinski, tanto spazio. Elmas, vediamo cosa fa stavolta, cerca lo slalom. Mamma mia, Olivera, bravo. Entra Matti Olivera. Anghissà, Lobotka, tra poco sarà il momento del Ciolito. Tra poco entra Simeone, Sempre 2-0 per il Napoli. si è mangiato il gol Osimhen là. In 10. Quanto manca? Mancano 8 minuti più recupero. Siamo all'82esimo, Andrea. Ismail. Piazza. Che pensa che mancano almeno 8 minuti partendo da ora. Aspetta di Lorenzo. Parisi lo punta. Ma che 8 minuti sto dicendo? 7 minuti più recupero almeno 3 minuti, 10 minuti, dai. Metti 10 minuti e finisce la partita. Parisi. Ancora l'appoggio per Piazza che fa in area. Marin lo sfonda. Un'altra chance con Parisi che riconduce Non fa tirare. ha dato la porta anche un gran destro. Baldazzi circola il pallone. Stojanovic la mette Anghissà con il ginocchio per farlo la testa. Bravo Anghissà, cerchiamo di non prendere gol, voglio. Quello che il guizzo vincente, il Napoli fa molto gol centralmente, lascia la giocata all'Empoli sull'esterno. Ecco il Ciolito, Simeone. Eccolo, momento del Ciolito Simeone. Fuori Victor Osimhen. Esce Osimhen ed entra Simeone. Grande Victor. Grande Osimhen, grande partita di Osimhen e grande gol di Osimhen. Grande attaccante, sempre lì a segnare, grande vittoria. Benvenuto Simeone, facci gol, grande Simeone, vai, facci gol per me. Entra e segna Ciolito, entra e segna Ciolito. Stare attento quando vai fuori gioco, perché si può creare talmente tante occasioni che se sta attento a quel mezzo metro si ritrova sempre lui davanti alla porta. A proposito,
del Ciolito, suo papà, il Ciolo, Diego Pablo Simeone, in campo con il suo Atletico Madrid contro il Real nel derby di Madrid. Ah, c'è il derby di Madrid. Real Atletico Madrid. Vai, Elmas, accelera. Vai Simeone, all'arbitro. Elmas, eccolo Simeone, prima palla. Simeone! Mamma mia, Vicario l'ha parata. Bravo Ciolito. Simeone vicino al gol all'84esimo. Non si è presentato male. Come è entrato Elmas in partita? Veramente è entrato bene. In questo caso ha fatto quasi un mezzo superiore sull'avversario per poi ripartire e trasformare l'azione da difesa. Pallone per Osimhen, pallone per Simeone. Abbiamo avuto 2 palle nette gol grazie a Elmas, 2 palloni di Elmas. Piti da milanista solo, applausi per questo Napoli. Bravi, grazie Piti, grazie di cuore. Vai. Ancora Simeone. Bel tiro. È bella parata anche di Vicario, bisogna dire. Oh, fallo là, oh! Fallo sul servizio. Wow! Sarò con te e tu devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campione. Wow! Non si pronuncia la parola magica, anche se ieri in conferenza Spalletti ha detto basta scaramanzia, solo duro lavoro. Occhiali da Fabbro, guardiamolo. Occhiali da Fabbro, va giù! Partita dopo partita, senza nominare la parola magica. Elmas sul pallone, pure Zelinski, punizione per il Napoli. Elmas, alto. Siamo all'87esimo, Empoli 0, Napoli 2. Partita praticamente chiusa nel primo tempo con l'autorete di Ismaili e rete di Victor Osimhen. Poi tante occasioni nel secondo tempo, però nemmeno un gol. Partita dominata. Elmas sì, è andato benissimo in partita, mettendo 2 grandi palloni, uno per Osimhen e uno per il Ciolito. Attenzione all'Empoli. Grande Di Lorenzo, fuori gioco. Bravo Di Lorenzo, no, è fuori. Rimessa per l'Empoli. L'Empoli in zona d'attacco. Punizione per l'Empoli quando siamo all'88esimo. Punizione per l'Empoli. Batte veloce l'Empoli, ma l'arbitro fa ribattere perché erano fermi i giocatori. Stava discutendo ancora l'arbitro. Cerca un sussulto l'Empoli per riaprire la partita in superiorità numerica. Cara, a dare aprire sulla porta di casa e se ne andai a cuccare l'Empoli. Però si merda. Bravo Kim. Non si passa, c'è sta Kim in gelo. Non si passa, c'è sta Kim in gelo. Non si passa, c'è sta Kim in gelo. Grande chissà. Bravo Oliver. Vignato. Forse spinto Elmas finisce a terra. Arriva docile tra i piedi. Mi piace Ma sempre la difesa del Napoli avere il controllo su quello che è lo spazio tra la difesa e le spalle verso Meret, no? Hanno sempre l'attenzione Meret che chiama, loro sono molto compatti. Chi e Rachmani non li hai visti allungarsi tra di loro più di 7-8 metri, sono sempre molto vicini. Ismaili combatte Simeone tra Ismaili, grazie.
Stojanovic, Vignato, Grassi, 6 minuti di recupero. 6 minuti di recupero. 30 secondi, informa Giorgia Gariboli. Siamo all'89 e 40 secondi. Piazza, tutto in verticale. C'è l'Emboli che attacca. Marin, grande Ramani che lo ferma. Lancio di Ramani, però poi c'è Luberto. Ancora Ramani per Anghissà. L'Emboli riprende palla. Attenzione a Piazza. Grande Lobotka, ancora Lobotka che giocata in mezzo a due. Grande Lobo per scarica per Ramani. Ramani lungo ma dove non c'è nessuno. Palla ripresa dall'Emboli. E arriva la bolletta della luce a 2,83. Mamma mia. Modalità risparmio per il Napoli a livello di energia fisica, considerando Francoforte, che se questo avete lo ha detto, dato un giorno pieno di recupero che solitamente con impegni infrasettimanali non si dà a giocatori impegnati a Francoforte, il Napoli si è riposato, però è chiaro che qualche piccola scoria a livello fisico può stare. Ci può stare quando Spalletti dà il riposo di un giorno e il riposo fisico ma anche mentale, perché sei sempre su pezzi, sempre a pensare, sempre a concentrarti perché 3 giorni dopo giochi, sai di affrontare magari un periodo pesante, duro, dove 6 minuti. Io penso anche per l'espulsione di Mario Rui che è stata vista al VAR, la perdita di tempi, i falli, un po' tutto. I cambi. Beh, tanto Rino non c'è problema, gli possono dare anche un tempo di recupero a questi qui. Il Napoli è troppo forte, non la perdano mai, non la recuperano mai la partita contro di lui perché siamo troppo forti. Intanto fuori c'è Gaetano e Ndombele. Che li fa entrare? Fa giocare 2 minuti? Non lo so. Però grande Lobotka nello stretto, il Mas. Mamma mia il Mas. Fermato, ma poi arriva Oliver. Calcio d'angolo. È rimessa dal fondo, niente calcio d'angolo. Eccoli qui, Gaetano e Ndombele per gli ultimi 4 minuti. 4 minuti giocano. Poca roba. Fuori Zelinski ed Anghissà, dentro Ndombele e Gaetano. servono a questo Napoli per caratteristiche diverse, Spalletti lo sa, un po' di benzina fresca nel mezzo. Dentro Ndombele e anche Gaetano. Andrà a fare la mizza alla destra, lui è abituato a giocare da trequartista, comunque l'esterno. Ndombele Che possono gestire la palla, no? Anche lo stesso Gaetano tecnicamente a un livello alto, no? Nella gestione della palla e sa come gestire quei momenti magari sul traffico della pressione. Coppa Italia contro capolista sempre. Vai Napoli, ancora il Mas. Nostra, è nostra, bravo il Mas. È nostro. Ah, ma l'ha data all'Empoli, la fa lui. Via, oi cor. Si stato prima o prima e l'ultimo sarà per me. Manca 3 minuti a finire la partita. Poi cor, chi su cor, si stato prima o prima e l'ultimo sarà per me. Adesso tu impegni contro Lazio e Atalanta, entrambi al Maradona per il Napoli. Grande Napoli! Un'altra vittoria. Questo Napoli viaggia a 1000. È stato Spezia, è stato Sassuolo, è stata Cremonese, è stata comunque Empoli, squadre sulla carta. Un altro 2-0 del Napoli. La concentrazione del Napoli è sempre stata altissima, quello ha fatto la differenza per Luciano Spalletti. 2-0 a Sassuolo, 2-0 al Francoforte, 2-0 oggi ad Empoli. Come si dice, non c'è 2 senza 3. Quest'anno possiamo dire anche che non c'è 2, non lo diciamo ancora non è finito il campionato, però è quella la parola magica. E c'è Meret,
Grazie, pure a Napoli faceva schifo, sacci. Non è cosa tua allora. Devi rimanere all'Empoli perché a giocare a Napoli non è cosa tua. Entrambi nel primo tempo, sfruttando, come detto, l'autogol di Ismaili su tentativo di cross di Zecchi. Ole! Classico. Ciolito, ma come bella ride, ciolito. Il Napoli in 87 Quindi è stato felice per un giocatore che è diventato il simbolo, no, di questa squadra, perché oggi tu parli del Napoli e dici Napoli di Cinese. Un po' la forza, no, di questa squadra. ultimo minuto a Castellano. Torna campione. Mancano 50 secondi. This is the magic number. 3 sì. E anche la mia data di nascita, il 3 12 87. Poi Un voto dei compagni con il passare dei minuti. Diciamo che non ha giocato tutti questi minuti, però l'attitudine l'hai vista subito dei primi 2 palloni, non tiri verso la porta. Poi stanno a fare vai 3-0. esatti. Gaetano in area, Gaetano fino in fondo. Mamma mia. Gaetano vicino a 3-0, mannaggia. Calcio tanto. È finito, ora fischia. Ora fischia. Devi piazzare questa palla. Questo controllo secondo me è andato un pochino più esterno qui, la palla va sotto la traversa per cercare di inserire Riccardo. Vediamo se fa battere l'angolo ai Rondi. Bravo Napoli ti saluto, alla prossima, buona fine settimana. A te Piti, grazie mille, grazie per essere stato qui con me. È finita! Empoli 0, Napoli 2. La capolista se ne va e tutti quanti gli vengono a cuccare. E niente ragazzi, vi ringrazio tutti per essere stati ancora in live qui con Napoliel. Saluto Giada che ci è passata a salutare, saluto Rino, saluto a Pitti, ad Andrea, a tutti gli altri, chi c'era, come si chiamano, Just It, ad Antonio, a Daniello, a Mario, a Gesto, a tutti quanti. Vi ringrazio per essere stati in chat con me, anche chi non ho citato. Un bacione a tutti, buona serata a tutti. Da Napoli l'87 come sempre, voglio forza Napoli, vi aspetto per il post partita perché faccio il video, ma raccomando, dite a Preughi Napoli. Con questo è tutto, buonanotte a tutti amici, da Napoli 87 e forza Napoli.